Il comando di polizia locale ha intensificato i controlli già a partire da ieri sera con 2 pattuglie, altre 2 pattuglie saranno in servizio questa sera per lo stesso motivo e altre 3 pattuglie saranno in servizio piedato oggi pomeriggio lungo le vie principali di Treviso per verificare che tutti rispettino quelle che sono le prescrizioni di legge. Mascherine indossate correttamente, obbligo di distanziamento e niente assembramenti. Sono stati intensificati a Treviso i controlli della polizia locale per verificare il rispetto delle norme anti-Covid, soprattutto nei fine settimana. Qualche sanzione è stata elevata: 4 persone senza mascherina che parlavano vicine senza rispettare il distanziamento in via Bixio, ma tutto sommato pare che le indicazioni siano state recepite dalla maggior parte dei trevigiani. Controllo in corso, cambio. Ottimo, ricevuto, chiudo, se avete bisogno siamo qui. Ieri sera, complice anche il tempo uggioso, non si sono verificate situazioni di criticità nei luoghi tradizionali della movida cittadina. Devo dire che nella gran parte dei giovani che sia che frequentano le scuole oppure che frequentano gli aperitivi pomeridiani, gran parte stanno attuando quelle che sono le regole base contro appunto il Covid. C'è ancora una piccola percentuale di giovani, giovanissimi soprattutto, che non si attengono alle regole, per cui su questi faremo sicuramente un'opera di sensibilizzazione e di informazione. C'è dunque in città il problema dei gruppi di ragazzini che soprattutto il pomeriggio pensano di potersi comportare come se il Covid non ci fosse. La polizia locale si sta impegnando in un lavoro di informazione e sensibilizzazione prima di staccare le multe, anche perché le sanzioni sono una bella stangata da 400 a 1000 euro. Anche i giovani, giovanissimi, quindi dai 14 anni in su, devono sapere che le regole vanno applicate anche a loro. Quindi per evitare sanzioni che poi dovranno essere pagate dai genitori, ecco, facciamo questa opera di sensibilizzazione. In situazione regolare, cambio. Ottimo, grazie, ricevuto. Chiudo.